Buonasera e benvenuti ai nuovi sostenitori e bentornati ai vecchi tifosi qui a San Martino di Lupari per la sesta giornata di campionato di Serie A, partita che vedrà scontrarsi tra pochissimi minuti il VIP contro Royal Team Lamezia. Vediamo ora le squadre che hanno appena fatto il loro ingresso in campo per quella che saremo certi sarà una partita ricca di grandi emozioni, anche perché abbiamo di fronte due formazioni che si portano il peso di una serie di sconfitte importanti, sconfitte che saranno sicuramente il motore di questo match per le due formazioni. Andiamo a vedere ora le due squadre e da come sono composte. Per Royal Team Lamezia con il numero 2 Oselame, 5 Correira, numero 6 Raso, numero 7 Prestes, 8 Folino, 9 Foti, 11 Cerdeira, 12 Aliotta, 14 Zagar, 21 Sorrentino, 26 De Sarro, 46 Luzzi. Mister Mardente Gianluigi. Invece per la formazione padrona di casa con il numero 1 Riccottini, 2 Maddalena, 5 Palermo, 7 Chiaradia, 8 Piccino, 9 Vanessa, 10 Suzza Giulia, 11 Troiano, 13 Bernardelle, 14 Salvador, 15 Kubasek, 19 Carretta, Mister Kim Serandrei, nuovo innesto nella formazione padovana. Primo arbitro della serata Carlotta Filippi, secondo arbitro in seconda Denis Precai e in terza Giacomo Voltarel. E ora andiamo con lo sguardo sul campo di gioco, perché le due formazioni hanno già fatto l'urlo di rito e sono pronte per questo match che dicevamo essere una partita importante in ottica salvezza, specialmente per le venete che avranno sicuramente voglia di riscatto. Ricordiamo che il VIP in questo momento si trova nona in classifica con 4 partite giocate, di cui 3 sconfitte, mentre una sola è la vittoria che le padovane sono riuscite a portare a casa quando con un 3-2 vinse contro Pescara. L'ultimo match giocato domenica 10 novembre era stato molto doloroso per le venete perché persero contro Kick-Off con un 8-0, una sconfitta davvero da dimenticare. Altrettanto pesante era stata la sconfitta di Lamezia, che ora si trova 13ª in classifica, 4 partite giocate per le calabresi con 4 sconfitte, quindi di cui l'ultima sconfitta era arrivata proprio allo stesso modo contro Kick-Off per uno 0-7 del 2 novembre, quindi importantissimo sarà il match per entrambe le formazioni in questo momento. Ed ecco che proprio ora l'arbitro fischia il calcio d'inizio e di primo possesso è per le padrone di casa che oggi vestono la maglia azzurra e si prende subito la responsabilità, l'iniziativa. Kubasek che prova di sinistro a trovare già la rete, mette già in chiaro le intenzioni sue e di tutta la formazione che, come dicevamo, da oggi viene guidata da mister Kim Serandrei, ex guida della formazione veronese e che oggi vedremo per la prima volta in esordio qui a San Martino di Lupari. Tanto il possesso è durato per qualche minuto per Lamezia. Ora la palla sfugge lateralmente ed ecco che la palla torna in possesso delle ospiti. Attacco rapido e veloce quello per Lamezia, che si avvicina con facilità alla porta avversaria, ma il passaggio impreciso viene intercettato da Bernardelle, che trova subito il capitano Troiano. Non viene ben recapitato il pallone e quindi rimessa per le ospiti. Prestes, lancio lungo e profondo per De Sarro che sbaglia di poco la traiettoria
Palla rimessa in campo velocemente, Vanessa per Troiano, di nuovo Vanessa che prova il calcio, il lancio profondo, ma aveva già capito la giocata dell'avversaria De Sarro che blocca l'avanzata veneta. Ecco che si lotta per il pallone profondo, ma non arriva con precisione da Kubasek. Nessun contatto irregolare secondo l'arbitro in prima Filippi, anche se De Sarro non è del tutto concorde con la decisione arbitrale. Si torna però a giocare veloce e rapida su Vanessa. De Sarro presente in difesa, al momento protagonista sia dell'attacco che della difesa della formazione di mister Mardente. Lancio lungo e profondo di Oselame che però non porta a nessuna realizzazione. E di nuovo rimessa per Lamezia, parla rimessa in campo da Prestes che trova la collaborazione con Cerdeira. Ottima parata per la formazione ospite. Troiano scarta il primo avversario, spera nel taglio della compagna che non avviene. Di nuovo però il possesso, riesce a restare per il VIP e riesce Troiano a trovare vediamo il replay, riesce a trovare un buco nella difesa avversaria, ma l'ottima parata di Oselame impedisce la prima soddisfazione personale per il capitano veneto. Rimessa per il VIP, la palla viene rimessa in campo da Bernardelle. Passaggi rapidi e troppo vicini tra le due giocatrici di mister Selandrei e quindi l'imprecisione non porta ad un attacco strutturato. Cade a terra Cerdeira, ma nulla che debba essere sanzionato secondo gli ufficiali di campo. Ed ecco che il cronometro torna a scorrere, di nuovo attacco per le giocatrici in maglia azzurra. Giocata in collaborazione tra Kubasek e il capitano Troiano, collaborazione che non porta però ad avvicinarsi troppo alla zona di attacco. Di nuovo gioco condotto dal VIP con Troiano che salta la prima difesa e di nuovo palla servita a Kubasek che però non trova la rete. Palla servita a Picinno che non riesce a trovare però la rete. Buoni segnali quelli che il VIP sta mandando alla Lamezia, segnali di determinazione e di concentrazione sull'unico obiettivo che ha questa squadra oggi, cioè quella di riuscire a portare a casa il risultato e i 3 punti importanti che da molto mancano per le venete in questa stagione. Per ora l'attacco è per le ospiti. Non riesce la collaborazione offensiva e questo è stato davvero un cadeau per le venete che ora possono tornare a condurre il gioco già in una buona posizione vicino alla porta. Palla per Picinno che prova a servire un buon pallone a Kubasek,
azione non riuscita, di conseguenza il VIP ritorna in difesa. Cerdeira prova a superare la pressante difesa di Salvador, che nel frattempo ha fatto il suo ingresso in questo match dopo 16 minuti, con ancora 16 minuti a disposizione. E c'è un ulteriore cambio per la formazione veneta, vede il suo ingresso quest'oggi per la prima volta Giulia, acquisto recente della nuova stagione. Palla servita a Salvador, che lavora per servire un ottimo pallone alla compagna, non interviene la difesa avversaria, si lotta nuovamente, cambio di possesso rapido per Kubasec, che chiede il fallo ai danni di Prestes, ciò però non accade. Palla esce nuovamente sulla fascia laterale, aveva provato, abbiamo visto, a mettere la palla in rete Giulia, aveva però capito le intenzioni dell'avversario numero 14 Zagar, che con una ottima posizione aveva fermato qualsiasi sogno di realizzare della veneta. E ancora una volta è sempre Zagar a capire le intenzioni, a bloccare la possibile rete che stavano per realizzare le padrone di casa. Sarebbe stata la numero 8 Picinno, autrice della prima rete, non è venuta, occasione che sfuma nuovamente per il VIP, che si trova a dover correre velocemente in difesa e sfugge alla difesa la ottima rete realizzata del Lamezia, che porta la propria formazione in vantaggio con subito nel primo tempo. È proprio Prestes a realizzare, vediamo, no scusate, è proprio Cerdeira che riesce a realizzare sulla fascia sinistra, carica molto bene e supera la difesa avversaria. Applaude ed esulta tutto il pubblico che ha seguito fino qui in Veneto le ragazze da Catanzaro per la ottima rete. Rinvio del portiere veneto per Salvador, che però ci vede rubare la palla dall'autrice della prima rete Cerdeira. Calcio d'angolo per le venete, che trovano nella fascia opposta la buona posizione di Kubasec. Di nuovo palla in punta per Giulia. Non riesce però a concludere l'attacco il VIP e quindi può tornare a condurre il gioco Lamezia, anche se non dura per molto questo possesso di palla. Cerca di superare la difesa con un passaggio profondo il Salvador Andreia. Non avviene però la collaborazione come sperato, anche se il pubblico aveva il fiato sospeso, perché sembrava che la palla fosse in direzione della porta calabrese, porta che era al momento scoperta per un portiere un po' più alto. Sempre possesso per Lamezia, anche se ci sono state dei passaggi sporcati dal VIP. Lamezia che ora corre veloce in difesa, riprende però per il possesso del pallone con un buon intervento di Prestes.
Vediamo che intanto è entrata in campo Chiara Dia, la giocatrice maglia numero 7 per il VIP. Palla che non incontra alcun ostacolo ed esce. Questo permette al VIP di tornare a condurre il gioco. Passaggio per la centrale Chiara Dia. Prova il dai e vai con la compagna, giocata che però non porta nessun frutto e quindi il VIP si riposiziona in difesa. Fitta rete di passaggi, quella che sta usando, che sta tessendo in questo momento la Mezia. Passaggi che però non trovano una buona posizione di tutte le giocatrici e quindi il VIP ritorna a condurre l'azione. Partita che si sta giocando prevalentemente nella fascia centrale del campo, con delle difese molto presenti e ben orientate nelle traiettorie di passaggio. Piccino non era ben stata intesa da Chiara Dia e si perde l'opportunità di avvicinarsi alla rete ed è proprio Piccino che ora si va a riposare in panchina lasciando il posto a Bernardelle. Uselame fa recapitare la palla esattamente nelle mani del portiere veneto. E ritornano così in attacco le ospiti. Cade a terra De Sarro, per un attimo resta in superiorità numerica l'attacco veneto e ne prova subito Giulia. Palla che però era stata già compresa nella sua traiettoria da Uselame, quindi ottima parata per il portiere catanese. Resta a terra dopo un contatto forte Prestes. Nulla di troppo doloroso dal momento che la giocatrice non chiede il cambio e si riposiziona velocemente. Quindi il cronometro può tornare a scorrere. Siamo esattamente a metà di questo primo tempo di gioco e al momento conduce la Mezia con una prima rete segnata davvero in velocità. Di nuovo parla per Troiano in punta, che prova a caricare di destro, ma la posizione difensiva di Prestes allontana l'attacco veneto. Chiara Dia di nuovo per Troiano, passaggio troppo lungo e veloce che non riesce ad essere fermato dalla numero 7 in maglia azzurra e quindi può tornare in attacco la Mezia. Prende l'iniziativa per una possibile rete invece Giulia, palla che però non trova nulla se non la difesa avversaria ed ecco che la Mezia ritorna velocemente in attacco, accelera notevolmente Prestes finché trova la compagna, veloci scambi quelli del VIP e ora si trova da sola quasi in 1 contro 1 per qualche secondo De Sarro, che però viene fermata in velocità dalla difesa, scusate, veneta. Veloce scambio che stava per essere effettuato per la formazione veneta, ma proprio in quel momento è stato richiesto 1 minuto di sospensione, un time out.
Ed ecco che allora ci sono ora 60 secondi a disposizione dei due mister, mentre noi ci godiamo il replay di delle ottime giocate che abbiamo avuto l'occasione di vedere in questo match, e la bellissima rete realizzata da Lamezia, che ha fruttato quella rete che al momento le tiene in vantaggio e al controllo di questa partita. L'ultimo replay è quella dell'ultima azione, quella che aveva già preparato i tifosi catanesi ad applaudire per la rete, perché si trovava da sola De Sarro contro il portiere veneto, ma la veloce ripresa posizione di invece Chiara Dia ha bloccato i sogni delle ospiti e quindi nessuna ulteriore rete per le ragazze di Lamezia. Time out scaduto, ritornano in campo le due formazioni con una rimessa laterale per Lamezia. Controllo del gioco che dura poco per le ragazze di Mister Mardente, perché ne prende possesso il VIP. Ulteriore cambio per la formazione di Mister Senandrei. Quest'oggi vediamo assente Fernandez nella formazione veneta, giocatrice che si è infortunata il domenica 10 novembre, lo scorso match contro Kickoff, al quale vanno i migliori auguri di una pronta guarigione per rivederla quanto prima sui nostri campi. Colpo di testa di Troiano che riesce a sottrarre il pallone a De Sarro, ed è proprio la giocatrice in maglia numero 26 che tocca la palla per ultima prima che questa esca, e quindi l'attacco viene ricondotto dal VIP con Bernardelle che serve un ottimo pallone al compagne, si sfiora la rete, Troiano passa un ottimo pallone a Maddalena che però non era in equilibrio, in traiettoria giusta per realizzare. Una risposta comunque molto giusta, quella del VIP, che si era trovata in 2 contro 1 per qualche secondo. Vediamo infatti il replay di come Troiano aveva servito con il sinistro un'ottima pallone alla compagna, che però perde anche l'equilibrio nel tentativo di realizzare. Primo fallo commesso per il VIP. L'arbitro Filippi fa sistemare tutte le giocatrici nella corretta posizione. Occhi su De Sarro che trova la collaborazione con la compagna, mani nei capelli per Foti che aveva già immaginato la rete, ma la buona difesa e le sapienti mani del portiere veneto fermano la palla prima che questa entri in rete. Troiano nuovamente quasi da sola in porta. Viera Oselame comunque a disturbare l'attacco del capitano veneto. Si dispera infatti Troiano per l'occasione che sfugge. Passaggio lungo per Lamezia, palla che non arriva a Correira, la spagnola numero 5, che non riesce a controllare bene il pallone. L'ultimo tocco però è del VIP, quindi palla rimessa in campo velocemente da un Lamezia che trova veloce Prestes a caricare dalla punta. Palla per Bernardelle che prova a rincorrerla, ma questa sfugge sulla fascia laterale, non riesce ad arrivare prima che la palla esca, e quindi la rimessa è per Lamezia con Prestes che
rimette la palla in gioco, non riesce a trovare la compagna come sperato e quindi interviene velocemente Vanessa, che allontana e blocca la situazione di svantaggio in cui lei e la sua squadra si stavano trovando. Troiano riesce a vincere il pallone tra il dubbio fallo dei tifosi di Lamezia. Altra occasione che sfugge per pochissimo, altra occasione di rete che non riesce a trovare il VIP. Sono numerosi gli attacchi che la squadra veneta sta realizzando, purtroppo però queste non trovano una concretezza nelle reti. Passaggio lungo e profondo del VIP, che però trova solamente la difesa di Lamezia, e altrettanto impreciso è il passaggio di De Sarro per la compagna. Nel frattempo c'è stato un ulteriore cambio per la formazione di mister Senandrei, che vede tornare in campo la numero 15 Kubasek, che si prende proprio autrice di un tentativo di rete che viene ben parato a due mani da Oselame. Decisa e concentrata la numero 15 della formazione veneta, direttamente dalla Polonia, acquistata per questa stagione in Veneto. Vediamo infatti il replay di come si era girata staccandosi dalla difesa di Correira. Piccinno intanto ritorna in campo dando un po' di sollievo a Bernardelle. Ancora 6 minuti e 35 sul cronometro prima che termini questo primo tempo di gioco della sesta giornata tra VIP e Lamezia. Vanessa sistema le compagne mentre l'invio del portiere vuole far giungere il pallone da Kubasek, ma interviene la difesa ospite. Si lamenta la numero 11 di mister Mardente. Troiano in calcio d'angolo, serve un pallone a Vanessa in punta, trova velocemente la compagna ma arretra Vanessa, che cerca poi Kubasek, cerca il numero 8 Piccinno. Palla tocca il soffitto della palestra per un calcio troppo lungo, troppo alto di Vanessa, e quindi la palla viene rimessa in gioco dal numero 11 in maglia rossa Alves. Piccinno di nuovo per Vanessa, che trova libera Kubasek in 1 contro 1 per qualche secondo, perché poi si trova in raddoppiata dalla difesa. Aveva proprio a fianco Prestes e Correia. Di nuovo attacco per la squadra padrona di casa, attacco che dura davvero poco perché non c'è stata una buona intesa tra Vanessa e Troiano, e quindi ritorna a giocare Lamezia in attacco per poco, perché Troiano ruba un buon pallone, si trova di nuovo in 2 contro 1, ma Troiano serve il pallone alla compagna, che non riesce a concretizzare questa superiorità numerica.
Kubasek per Vanessa, imprecisa però la giocatrice polacca che trova la difesa di Zagar. Rimessa del VIP, si passa bene il pallone cercando il taglio profondo di Kubasek, taglio che però non era stato realizzato. Scontro forte e deciso tra Picinno e la numero 12 Aliotta. L'ultimo tocco è delle giocatrici in maglia azzurra, quindi rimessa per la Mezia, rimessa che viene intercettata dalle venete che vengono bloccate nella loro avanzata. Troiano sulla fascia sinistra, ritrova Kubasek, si cerca la collaborazione tra la numero 15 e la numero 8 della formazione padrona di casa, che però collaborazione non riesce. Ed ecco che riconduce il gioco la formazione veneta, che cerca di avvicinarsi di più alla porta avversaria, senza successo però, perché interviene Fotti ad allontanare l'avanzata, a bloccare l'avanzata veneta. Ed ecco che viene chiesto un altro time out, questa volta dalla formazione veneta, che chiede un minuto per parlare con le proprie giocatrici, un minuto che dovrà veder compiere una buona giocata per provare ad andare almeno alla pausa con una parità. Ed è nel frattempo noi diamo uno sguardo anche agli altri campi, perché da circa un minuto sono iniziati il match tra Cagliari calcio a 5 femminile e Osaka Falconara e femminile Molfetta contro il futsal team CMB. Mentre alle 18, sempre sul nostro canale, potrete seguire anche il match tra Tiki Taka Futsal e Kick-Off femminile calcio a 5, e alle 18:30 Bitonto calcio a 5 femminile contro il femminile Pescara Futsal. Mentre ieri si è giocato il Lazio calcio a 5 contro l'Audace Verona, che ha visto terminare il match con una situazione di parità con 2 reti per entrambe le formazioni. Nel frattempo scade il minuto di sospensione e quindi si può tornare a giocare con una rimessa di Troiano, che trova velocemente Vanessa, riprova la sua giocata col lancio lungo per Kubasek, che riesce a controllare il pallone con il petto, ma la rete che aveva realizzato non viene considerata valida dall'arbitro Filippi. Quindi il risultato sul tabellone resta invariato con VIP 0, Lamezia 1, mentre 2 sono quindi ora i falli di squadra del VIP contro quelli 0 ancora realizzati dalla squadra catanese. Alves mette la palla in gioco, che trova subito Zagar in fuga dalla difesa pressante di Troiano. Si decide di ridare la palla al portiere, che non trova però la compagna come sperato, ma trova la difesa veneta, che ne approfitta per ricondurre l'attacco. Picinno recupera un buon pallone, trova Vanessa che prova a scartare un difensore ma viene raddoppiata, si aggrappa con i piedi al pallone ma nulla può, perché le viene sottratto dalla numero 9 Foti.
Non trova la soddisfazione personale Vanessa, che vede la palla incastrarsi sui pali laterali della porta, parata nuovamente di Oselame, che a due mani blocca un pallone non troppo deciso e forte che tentava di entrare nella sua porta. Cambi rapidi e veloci, quelli dei due mister in questo momento, che cercano di dare abbastanza riposo a tutte le giocatrici che stanno dando davvero il loro massimo. Match dall'alto coefficiente di intensità. Vediamo infatti De Sarro che prova caricando di destro, ma l'ottima posizione di Ricottini a due mani devia una possibilissima rete. Oselame cerca la collaborazione con De Sarro, le serve però un pallone un po' troppo forte e lungo, perciò il VIP può tornare in attacco. Di nuovo simile giocata anche per il VIP, con Ricottini che serve a Kubasek il pallone. Veneto che continua a controllare l'attacco mantenendo il possesso del pallone. La palla però non incontra nessuna giocatrice in maglia azzurra. De Sarro di nuovo prova a trovare il pallone lanciatoli da Oselame. Ciò non avviene e ritorna così in attacco il VIP. Passaggi lunghi quelli che ora le due formazioni stanno realizzando nel tentativo di cogliere di sorpresa la difesa, perché sia la formazione di mister Mardente che quella di mister Senandrei sono davvero presenti in difesa e quindi diventa assolutamente difficile penetrare e trovare la porta libera con facilità. Vanessa intercetta un pallone che secondo il pubblico era stato toccato con il braccio, ma l'arbitro Dennis Precai non ritiene che questo contatto fosse avvenuto con il braccio ma solamente con la spalla della giocatrice, quindi il gioco non si ferma ma continua a svolgersi regolarmente. Viene trattenuta Kubasek, la numero 11 della formazione del Royal Team Lamezia, che riceve anche un cartellino giallo, prima munizione di questo match, autrice anche, ricordiamo, della rete che continua a mantenere in vantaggio la sua formazione. Ora gli occhi sono tutti puntati sulla numero 9 Vanessa. Colpo di tacco di Foti che devia in un pallone che comunque non aveva trovato una giocatrice in maglia azzurra. Così è calcio d'angolo per il VIP, che trova subito la numero 10 veneta Giulia Maria Sudkat. Cade a terra con un sonoro botto Bernardelle, sembra lamentare un po' di dolore ma nulla che le impedisca di giocare. La panchina veneta aveva anche chiesto all'arbitro di fischiare il fallo, ma nulla che dovesse essere sanzionato secondo gli ufficiali di campo, e quindi il match ha continuato regolarmente, entrando così nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Ancora 58 secondi prima di giungere alla fine
di questo primo tempo. Nel frattempo abbiamo visto un pallone che colpisce la traversa della porta veneta. Non si realizza così una ulteriore soddisfazione personale per la squadra giunta direttamente dalla Calabria. Il tempo sul cronometro è ormai agli sgoccioli, ma non si ferma sicuramente la Lamezia con De Sarro che non riesce a fuggire al raddoppio difensivo delle polacche della formazione veneta. Anche se ancora ci sono solo 23 secondi sul cronometro, mister Kim Selandrei effettua un ulteriore cambio mettendo a riposo Vanessa e rimettendo nel quintetto troiano. Ci riprova, prende di nuovo coraggio Foti che però non trova la soddisfazione personale e quindi lancio lungo per Ricottini che riesce a trovare una compagna. Ci riprova Troiano, ma manca davvero così poco tempo che non si riesce a realizzare una rete e fischio che sancisce la fine del primo tempo. VIP 0, Lamezia 1. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa e ci rivediamo qui per il secondo tempo tra VIP e Lamezia.
Ed eccoci tornati in diretta da San Martino di Lupari per la sesta giornata. Siamo pronti a riniziare il secondo tempo di questo match che sta vedendo condurre la partita da Lamezia, che al momento ha realizzato una rete contro i 0 gol messi a punto da VIP. Match che fino ad ora è stato contraddistinto da giocate molto veloci, da una rapidità e da una buonissima pressione in difesa che hanno reso difficile ad entrambe le formazioni un attacco lineare e continuo. Ed ecco che il fischio dell'arbitro in prima, Carlotta Filippi, sancisce l'inizio del secondo tempo di gioco. E trova infatti subito, con neanche un minuto di match di iniziato, trova la soddisfazione personale, la numero 15 Kubasek Claudia Elizabeth. Vediamo come realizza in modo pulito e chiaro una buonissima rete che riapre completamente questo match. Nulla ha potuto il portiere Oselame di fronte alla veloce e precisa avversaria. Ed ecco che il tabellone ora segna l'1-1 e ci riprova anche Lamezia a rimettere nuovamente la testa avanti, provando con De Sarro a trovare una soddisfazione personale, cosa che però non avviene. Kubasek prova a rimpallare la palla a Bernardelle, cosa che però non avviene perché il numero 13 Veneta si trova già più avanti. Interviene però Vanessa a calciare la palla fuori per fermare questa avanzata avversaria che stava diventando sempre più pericolosa. 1-1 al momento è anche il punteggio nel match tra Cagliari femminile e Osaka Falconara, mentre è 0-1 il risultato tra femminile Molfetta e Futsal Team. Partite numerose quelle di oggi, che sono dettate da veloci giocate e numerose reti realizzate. Per ora VIP torna in attacco con Vanessa che trova veloce Troiano. Bernardelle rincorre nuovamente il pallone, riesce a fermarlo poco prima che esca dalla linea laterale, ma la palla viene toccata e fatta uscire da Correia. Non avviene l'intesa tra Vanessa ed una compagna, quindi la palla corre parallela alla porta avversaria e permette così alla Lamezia di tornare in attacco. Rimessa per il VIP ad opera di Troiano. Passaggio lungo, quello operato da Vanessa, che però non riesce a restare in campo, e quindi rimessa laterale per Lamezia con palla rimessa in campo da numero 11. Collaborazione tra Correia e Prestes che viene interrotta dalla difesa in maglia azzurra. Lancio lungo e profondo, quello di Oselame, che però non trova nessuna compagna pronta a intercettare il pallone. Ci prova De Sarro da una importante distanza a caricare di destro per trovare una rete, ma ciò non avviene, ma resta comunque la rimessa a proprio favore e quindi sarà proprio Prestes a rimettere la palla in gioco con un calcio d'angolo che trova De Sarro, che prova a sfuggire alla difesa pressante delle ragazze di mister Senandrei, ma non trova nessun ostacolo e questo permette al VIP di tornare in attacco. Palla che viene nuovamente toccata dalla difesa di Lamezia e quindi palla in possesso delle venete.
Veloci cambi di possesso, quelli che si sono da poco susseguiti nella fascia centrale del campo. Nessuna giocatrice lascia troppo spazio alla propria avversaria. Vediamo anche adesso come deve Kubasek riuscire a destreggiarsi nella difesa della spagnola Correia. Prova a mantenere la palla in vita Alves, che però non riesce, e quindi la rimessa è nuovamente per il VIP. Pronto intanto ai box un cambio per la formazione ospite, ed è proprio pronta la numero 12 Agliotta, probabilmente a fornire un cambio rapido. Passaggio lungo e profondo, quello effettuato da Oserame per De Sarro, che si trova a sfuggire un raddoppio difensivo ma ad essere sorpresa da un'ottima Bernardelle, che da dietro le prova a intercettare un pallone, ma ancora delle ragazze ospiti il possesso della palla, anche se non c'è un'ottima intesa tra De Sarro e la compagna, e quindi sfugge vediamo infatti il replay di come aveva provato a caricare bene di destro Alves, senza trovare però, anzi trovando però De Sarro in taglio. Si scusa con la compagna, ma questo permette alla Metz di tornare in attacco. Palla per Agliotta, che prova a trovare Prestes, ma aveva capito Picinno le intenzioni della squadra catanese e interviene fermando la fitta rete di passaggi che si era creata. Prova anche De Sarro a mettere a segno un gol, ma in scivolata Ricottini effettua un'ottima parata da sola in porta, in una posizione però non proprio consona. Carica bene di sinistro, rivediamo il replay. Non riesce però a trovare la rete Picinno, e quindi si ritorna in difesa, ed ecco che entra nuovamente la numero 14 Zagar nel quintetto di mister Mardente Gianluigi. Si lotta sulla linea per tenere la palla in campo, palla attiva che però sfugge poi il controllo di Picinno, che torna in difesa insieme alle proprie compagne. Cercano infatti le venete di mettere in difficoltà Agliotta, che prova a prendere l'iniziativa per una rete, ma la palla finisce ben oltre la porta avversaria. Per ora è calcio d'angolo che permette al VIP di immaginare un attacco che dura però troppo poco. Pronti due cambi per la formazione veneta. Nel frattempo Troiano blocca la propria avanzata per la difesa di Prestes, che la mette in difficoltà. Colpo di testa dopo un ottimo passaggio di Picinno per la compagna Kubasek, che porta con la testa avanti la formazione veneta. Vediamo il replay dell'ottimo passaggio di Vanessa. Applaude tutto il pubblico qui presente oggi a San Martino di Lupari le ragazze venete per la veloce e pulita giocata che le ha portate al momento in vantaggio sul 2-1, con ancora 15 minuti a disposizione di questo secondo tempo.
Come abbiamo preannunciato all'inizio del match, le venete avevano una sconfitta sulle spalle da dimenticare e, come sicuramente il mister ha richiesto, stanno realizzando una buonissima prestazione di squadra, convinte che solo giocando tutte assieme riusciranno a portare a casa il risultato e 3 importanti punti ai fini della salvezza. Rivediamo nel frattempo un attacco pressante, quello del VIP, che si ritrova per un attimo con Salvador Andrea in 2 contro 1, ma era stata altrettanto veloce la difesa della Mezzi ad intervenire e a mettere e a bloccare l'attacco veneto. Aliotta decide di servire il pallone a Oselame, che riprova la collaborazione con Zagarciò, che però non viene a portare una buona soluzione alla formazione ospite. Prestes in attacco decide di collaborare con la compagna, riceve di nuovo in un buon dai e vai, c'è un po' di confusione per l'attacco e subito Salvador prende iniziativa, carica di sinistro ma sbaglia la traiettoria e la palla finisce oltre la porta avversaria. Rivediamo questa occasione di gol che sfuma per le venete. Prestes, nonostante 3 difensori davanti a sé, decide di caricare di destro, ma trova appunto le gambe avversarie che le rimpallano il pallone, come nuovamente Piccino blocca l'avanzata di Aliotta, che si innervosisce un po' con le compagne perché non aveva ricevuto il supporto delle compagne di squadra. Salvador di nuovo Maddalena, serve per Salvador che supera la difesa avversaria, colpo di testa per Maddalena. Calcio d'angolo ad opera di Piccino, che prova a trovare la compagna numero 10 Giulia. Non c'è stata però una perfetta intesa e questo permette alla Mezia di sfruttare l'errore avversario per tornare in attacco, un attacco che dura davvero poco perché il numero 14 Zagar serve un pallone un po' troppo lungo che viene intercettato da Salvador. Passaggi imprecisi quelli che al momento vengono realizzati in campo, dettati anche molto probabilmente da una difesa costante. Riesce a saltare 2 avversari Salvador, ma non riesce a trovare la rete come sperato. Vediamo il replay dopo aver superato 2 difensori, carica molto bene ma non indirizza il pallone con precisione ed ecco un nuovo attacco per la Mezia. Salvador scippa un importante pallone dal possesso di Zagar. Palla che ora finisce nelle mani di Oselame, che rinvia in modo profondo per Zagar, che però non controlla il pallone, quindi ritorna in difesa. Rinvio di Ricottini per Salvador.
Attacco sempre condotto dal VIP con Maddalena da sola davanti alla porta. Solamente la scivolata di Oselame probabilmente la mette un po' in difficoltà sulla scelta della traiettoria del pallone e la palla passa davvero a pochissimi centimetri dalla rete avversaria. Non trova così Maddalena la soddisfazione personale al momento questa sera. Di nuovo attacco per le ospiti che trovano un passaggio deviato, passaggio effettuato da Prestes senza considerare probabilmente la difesa avversaria. Di nuovo attacco del VIP che nonostante avrebbe trovato un po' di difficoltà, Giulia non molla il pallone e supera due difensori. Ulteriore tocco questa volta però di Foti che lancia fuori il pallone. Mister Mardente incita le proprie compagne a continuare a bloccare l'avanzata del VIP che sta diventando sempre più pericoloso, continuando ad avvicinarsi a guadagnare terreno verso la porta avversaria. Scambi veloci, quelli che stanno avvenendo in questi secondi in campo, nessun contatto irregolare secondo gli arbitri. Infatti è ancora 0-0 la situazione dei falli delle due formazioni. Ci riprova il VIP a trovare un'altra rete, ma questo non avviene ed ecco che iniziano gli ultimi 10 minuti del secondo tempo di gioco, giro di boa in questo momento, situazione che diventa sempre più preoccupante per la Mezia. Vediamo anche quanto l'intensità portata oggi in campo da Oselame stia incidendo su i crampi probabilmente, vediamo ai polpacci. Una giocatrice che sta dando il suo importantissimo e determinante contributo in questo match, con delle ottime parate, importanti interventi che hanno impedito al VIP di realizzare molte più reti di quante segnate ora a tabellone. Ritorna in piedi Oselame, ma non riesce a intervenire, a bloccare, a parare Maddalena, che dopo l'occasione sprecata poco fa riesce a trovare la soddisfazione personale e a mettere a segno la terza rete per la propria squadra. Vediamo il replay di come Troiano si sia sottratta ad un raddoppio difensivo, vedendo la perfetta posizione della numero 3 Maddalena Anna, che porta a casa la terza rete di quest'oggi. Nell'onda del momento ci prova anche Kubasek a realizzare un ulteriore gol, ma la palla corre parallela alla porta avversaria. E ora mister Mardente decide di provare con una diversa modalità di gioco. Prova il portiere in movimento, infatti abbiamo visto come Oselame sia uscita dalla propria zona e sia corsa ad aiutare le compagne, ed è proprio anche sempre mister Mardente a chiedere un minuto di sospensione per dare indicazioni alle proprie ragazze, perché come dicevamo il tempo sì sul tabellone è ancora molto, ma il divario tra le padrone di casa e le ospiti è notevolmente aumentato, come è aumentato il divario tra Cagliari calcio a 5 femminile, che è ferma ad una rete realizzata, contro le 4 reti realizzate da Osaka Falconara, mentre 1-1 è ora la situazione tra il femminile Molfetta e il CMB Futsal Team, mentre per
Vi ricordiamo che potete seguire il VIP anche sulla nostra rete, non domenica prossima però, perché sarà in riposo, mentre la Lamezia il prossimo weekend giocherà in casa propria contro Tiki Taka alle ore 18, match che potrete continuare a seguire sul nostro canale, ma per il momento il minuto di sospensione è scaduto e i due quintetti tornano a posizionarsi in campo. Tutto sistemato e fischio d'inizio che fa ripartire il gioco, con però una malintesa tra le ragazze di Mister Serandrei, e quindi un cadeau per la Lamezia, che infatti sfrutta subito l'occasione provando a trovare la rete, ma ciò non avviene, e quindi l'ultimo tocco appunto ad opera del VIP permette un calcio d'angolo alla Lamezia, che carica bene di destro con Correia, capisce però l'intenzione della difesa veneta, che torna velocemente in attacco. Colpo di testa di Foti che blocca l'attacco del VIP. Troiano mette al sicuro la palla con Ricottini, non riesce però a ricontrollare il passaggio di risposta che riceve. Ci prova Oselame a servire un pallone profondo, ma trova solamente l'avversaria Ricottini, che rinvia per le compagne. Pericolosa situazione in questo momento, con la Lamezia in vantaggio. Capisce la pericolosità Troiano, che allontana velocemente il pallone per permettere a lei e a tutte le compagne di squadra di riposizionarsi in una difesa che le ha premiate fino ad ora. De Sarro prova a superare la presente Bernardelle, che non le lascia assolutamente spazio in difesa, e quindi la Lamezia prova a ricostruire un'azione di gioco con una presa di posizione, una presa di iniziativa da parte di Oselame, che però non frutta una rete. Kubasek riceve un pallone troppo lungo, lo rincorre senza successo. Viene messa a riposare Prestes, mentre al suo posto ritorna in campo il numero 11 Alves, autrice, ricordiamo, della prima e unica rete di Lamezia. Vanessa serve un pallone lungo per Bernardelle, che però era già in movimento cambiando la posizione, e quindi non avviene la collaborazione tra le due, ma Kubasek prende un ottimo pallone che serve a Troiano, che prova a metterlo a segno, trova però il palo della porta avversaria. Fiato sospeso qui per tutto il pubblico a San Martino di Lupari, che si era già immaginata un'ulteriore rete. Vediamo infatti il replay di questa occasione d'oro che sfugge al VIP, anche se aveva riprovato si era riprovato a mantenere la palla in vita senza successo. Seconda caduta importante per Bernardelle quest'oggi. Questa volta però lamenta un dolore un po' più forte. Fortunatamente si rialza e quindi può tornare a giocare con Picinno, che serve di nuovo per Vanessa. Passaggio lungo per Bernardelle. Picinno sfugge alla difesa di Foti, che cade a terra.
Attacco nuovamente per qualche secondo di Lamezia, ma Troiano non ci sta, recupera il pallone chiedendo alle compagne di seguirle in questo pressing difensivo. Compagne che però preferiscono ritornare in posizione. Vanessa si lamenta ed incita le compagne chiedendo maggiore intensità. Sicuramente sulle gambe cominciano in questo momento a farsi pesante per tutte, dato che le ragazze venete, tanto quanto le ragazze catanesi, hanno davvero dato il massimo questo pomeriggio. Di nuovo attacco per le ospiti che provano con l'attacco a superare la difesa che chiude, sbarra la strada ad Alves, e questo permette così alle venete di tornare in attacco con Vanessa che riceve un ottimo passaggio da Piccinno. Non è altrettanto ottimo il passaggio per Bernardelle. Piccinno sottrae un ottimo pallone, ci si trova in 2 contro 3 per il VIP. C'è stato però nel frattempo un fallo che è avvenuto a metà campo, effettuato da Bernardelle ai danni di Aliotta, quindi un fallo di squadra per il VIP, mentre restano ancora 0 i falli per la formazione ospite. Si muove la palla tra le giocatrici di Lamezia, che probabilmente cercano di far stancare la difesa avversaria, così da trovare un buon spiraglio per rientrare. Ed ecco proprio Oselame che prende l'iniziativa in un taglio centrale, ma non riesce a servirla perfettamente dentro la porta avversaria, e quindi ritorna in attacco VIP. Attacco che non dura molto perché le venete perdono il pallone, e questo permette alla Lamezia di tornare a giocare. 5 minuti esatti sul cronometro, tempo che continua a diminuire e speranze per la Lamezia che cominciano a affievolirsi. Vanessa carica bene per servire un profondo passaggio alla compagna. L'arbitro però si accorge di una grande irregolarità commessa dalla numero 11 Alves, che riceve il suo secondo cartellino giallo, e questa le comporta l'espulsione. Prova a contraddire la scelta arbitrale, ma Precai è assolutamente irremovibile su quanto sanzionato, e quindi la giocatrice non può far altro che dirigersi verso gli spogliatoi. Ed ecco che si può tornare a giocare dopo l'espulsione per un colpo di mano avvenuta commesso da Alves, e quindi ora il Lamezia dovrà assolutamente aumentare l'intensità e la concentrazione in questi ultimi 4 minuti e 20 di gioco, perché dovrà assolutamente cercare almeno di non peggiorare la propria situazione. Riesce a tornare in attacco veloce per qualche secondo Lamezia, con una De Sarro guerriera che non lascia alcun centimetro a Piccinno, anzi le chiude e le sbarra qualsiasi strada.
Piccinno di nuovo sulla fascia destra, non trova come pensato una porzione di campo libera, riserve a Vanessa che gioca in dai e vai con Troiano, si muove bene la difesa comunque di Lamezia che nonostante il sottonumero in cui si trova e lo sconforto che si legge palese sui volti di tutte le ragazze, continua a lottare con Aliotto che tiene distante il pallone da Piccinno cercando il raddoppio difensivo così da liberare una compagna. Giocata di sapienza, quella della giocatrice numero 12 nonché il capitano, e così viene realizzata la quarta rete in modo inaspettato e veloce, di sorpresa per tutto il pubblico qui a San Martino di Lupari. Passano a 4 le reti del VIP contro una rete di Royal Team Lamezia. Rivediamo il replay di come è stato servito il pallone a Troiano che dopo le 2 occasioni sprecate in questo match non ci sta e trova la soddisfazione personale mettendo, possiamo quasi dire, in cassaforte il match in questo momento. Continua con il portiere in movimento Mister Mardente che ora più che mai diventa una giocatrice fondamentale di importante supporto per tutto il team. Kubasek prova a servire il pallone a Salvador che si dispera con le mani nei capelli. Di nuovo l'attacco per il VIP che avanza lentamente. Altrettanto lento è il passaggio di Troiano per la compagna Salvador. Infatti non riescono a controllare, a mantenere l'attacco le padovane e questo permette alla Lamezia di giocare un pochino in attacco. Situazione davvero intensa quella che stanno vivendo le ragazze di Mister Mardente, ma che stanno gestendo con una forza ed una determinazione ammirevole. Prova Troiano a superare la difesa di Foti, trova però la fine del campo e l'arbitro in seconda, Dennis Precai, ridà il pallone alla Lamezia che ora in attacco prova a far muovere la difesa avversaria con una serie di buoni passaggi tra Aliotta, Prestes e Foti. Si trova liberissima De Sarro che serve un importante pallone Oselame che in salto prova con un colpo di testa a realizzare una rete. Ciò non accade, ma la Lamezia continua a restare in attacco per davvero poco perché Ricottini in scivolata para un ottimo pallone che sottrae all'attacco avversario e ridà la propria formazione. ...80 secondi al termine di questo secondo tempo, un match che sembrava essersi cristallizzato dopo il primo tempo, ma che dopo il ritorno in campo dalla pausa ci ha regalato numerose emozioni e colpi di scena. Una partita, come avevamo preannunciato, che è stata contraddistinta da una notevole voglia di riscatto per le venete. Ottima parata nuovamente ad opera di Ricottini che continua a proteggere magistralmente la propria porta. Tempo che scorre sempre più velocemente sul cronometro, ma che non viene
non viene sprecato assolutamente dalle ragazze di Mister Mardente, che continuano a passarsi bene la palla. Come altrettanto intensa è la difesa delle venete, che si muovono in perfetta sincronia con il pallone, non lasciando spiragli o buchi a una possibile penetrazione avversaria. Aliota per De Sarro, che però non riesce a prendere il controllo del pallone. Attacco nuovamente del VIP, che però dura davvero poco, perché risottrae la palla alla Mezia, che prova a mettere in extremis una palla in rete, però lancio troppo alto, finisce contro il muro della palestra. Palla salvata in extremis prima della quinta possibile rete per il VIP, e il fischio arbitrale sancisce la fine di questo match, che vede portare a casa 3 importanti punti per il VIP, perché realizza 4 reti contro l'unica rete realizzata dalla Mezia. Un grande applauso va a tutte le ragazze scese in campo oggi, e vi ricordiamo che potete seguire il domenica prossima 24 novembre Royal Team Lamezia, sempre qui sul nostro canale YouTube alle 18, perché si scontrerà contro Tiki Taka Futsal, mentre la formazione Venta il prossimo weekend sarà in riposo. Un grande applauso nuovamente a tutte le giocatrici in campo ed in panchina, che ci hanno regalato un bellissimo spettacolo qui questo pomeriggio. Un ringraziamento da parte mia a tutti i telespettatori, e buon futsal a tutti.